In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 15 febbraio 2025. 17 nuovi dirigenti, una prova di governabilità. Ieri, in anticipo sulle previsioni e senza un giorno di ritardo sulla scadenza, il governo regionale ha approvato la proposta di Schifani sui nomi dei 17 nuovi dirigenti ai quali va il compito di dirigere altrettanti dipartimenti per i prossimi 5 anni. 7 sono stati confermati, altri 5 hanno cambiato dipartimento, 5 invece i nuovi al posto di 5 silurati. Una buona prova di governabilità per superare un passaggio normalmente complicato per un governo regionale. La Schlein invia un mediatore per il PD siciliano. La segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, già molto irritata per gli scontri interni al PD siciliano, ha deciso di inviare nell'isola Nico Stumpo, un suo fedelissimo, che al netto del ruolo formale di fatto sarà un commissario con il compito di trovare una mediazione tra le diverse anime e portare il partito al congresso regionale. Evidentemente il segretario regionale uscente Anthony Barbagallo non ha più carta bianca. Per Comiso si lavora alla continuità territoriale. Pare che per l'aeroporto di Comiso il governo regionale stia lavorando all'ipotesi della continuità territoriale, assodata la difficoltà a individuare compagnie aeree disponibili ad intraprendere il servizio continuativo da quello scalo in regime di concorrenza. Si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di affidare con bando in regime di esclusività ed a prezzo concordato ad una compagnia le rotte per Roma e Milano. Dal governo nazionale 20 milioni per i dissalatori. Un emendamento al decreto legge emergenze prevede lo stanziamento di 20 milioni per l'avvio dei dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle. Queste somme aggiuntive, spiega Schifani, permetteranno di coprire i costi di avviamento e di gestione temporanea dei 3 dissalatori nel primo anno di riattivazione. Per le altre risorse il governo Schifani ha già stanziato la somma di 90 milioni dall'accordo di coesione e 10 dal proprio bilancio. Controcorrente è il nuovo partitino estremista di sinistra. L'ex Iena Ismaele Lavardera, dopo aver mollato Cateno De Luca, ha deciso ora di farsi un partitino tutto suo con un programma sostanzialmente identico a quello del Movimento 5 Stelle. È un partito piccolissimo, ma qui può fare il capo e sedersi al tavolo delle trattative. Il partito si chiama Controcorrente e sta già percorrendo la strada classica dei gruppi estremi, ossia slogan altisonanti, demagogia spinta e trattative ad oltranza. Dopo 30 anni nasce un piccolo asino pantesco, un lieto evento nell'isola di Pantelleria. Ieri, dopo 30 anni che sull'isola non accadeva, è nato Ettore, un asino pantesco, razza che rischia l'estinzione. Gran parte del merito va al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale che si occupa della cura e riproduzione della razza e al Parco nazionale di Pantelleria. 2 gruppi di asini panteschi verranno portati prossimamente sull'isola, uno per didattica ed escursionismo e l'altro per la riproduzione. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.